la storia è andata come dici tu, si poteva fare senza tenere per 2 settimane la conferenza stampa tutti i giorni in cui ci spiegava Zaia quante mail aveva mandato all'intermediario, quante ne aveva ricevute, quali erano i numeri di lotti, ma chi se ne frega, alla fine sti vaccini li avete presi? No. Potevate prenderli? Vabbè, No. non è che abbiamo fatto 15 giorni no. parlando solamente di vaccini. Poi adesso può essere colpa dell'Unione Europea, può essere colpa del governo, può essere colpa degli alieni, ma sono 2 settimane che anziché parlare dei vaccini, degli ospedali che non hanno ripristinato le attività, dei medici di base che non sanno ancora che pesci pigliare, stiamo parlando di trattative inesistenti, fantasma, che addirittura sono oggetto di una indagine di una procura. Potevate farlo senza obbligare tutti i cittadini veneti, uno, a farsi la falsa aspettativa che siccome Zaia è il più bravo di tutti ci vaccinava prima, e questa è una grossa responsabilità che dobbiamo cominciare tutti quanti ad assumerci, perché l'annuncio in una fase in cui le persone sono disperate perché hanno paura di ammalarsi, hanno paura di contagiare i propri cari, hanno paura di non poter aprire la propria attività lavorativa, raccontare le storie che si inventa Zaia per avere un po' di spazio sui giornali è pericolosissimo. Allora io direi di stare sulle cose concrete. Io credo che sul terreno delle cose concrete ci si può dare una mano tutti insieme per costruire finalmente un Veneto all'altezza delle aspettative e dei bisogni dei cittadini del Veneto.